Anaci Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore Anaci, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica. Ben ritrovati gentili telespettatori, il Condominio Risponde è il nostro appuntamento del giovedì pomeriggio in collaborazione con Anaci, Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Io do il bentornato a Vito Di Benedetto, che è il segretario di Anaci Padova. Ben ritrovato, buon pomeriggio. Buonasera a tutti gli spettatori e anche a lei. Grazie. Poi do il benvenuto all'avvocato Silvio Barbiero, che è il vicepresidente nazionale del Luppi, Unione Piccoli Proprietari, giusto? Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Abbiamo anche un collegamento, con noi c'è Lino Bertin, che è presidente Regione Veneto Anaci, che è in collegamento Skype, lo vedremo tra poco, da Belluno. Eccolo qui, grazie e ben ritrovato. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, buonasera. Vito Di Benedetto, parto da lei, parliamo delle spese del conduttore. È un tema sempre un po' scottante perché ovviamente chi è in affitto in un appartamento, quindi ha un contratto di locazione in essere e quindi occupa senza essere proprietario un appartamento con titolo, non è che lo occupa abusivamente, vuole sapere, no? Cosa è in capo a lui, cosa aspetta il proprietario, le spese ordinarie, straordinarie, insomma c'è tutta una tematica che si apre molto vasta in cui è necessario sempre fare chiarezza. E tra l'altro, prima di farla parlare, dico ovviamente che i protagonisti di questo appuntamento in diretta di ogni giovedì pomeriggio siete soprattutto voi da casa, quindi se volete interagire, fare le vostre domande ai nostri ospiti, il numero lo vedete in sovraimpressione, 049 744 1313. Vi aspettiamo, ovviamente intanto noi iniziamo a parlare delle spese del conduttore. A me piace iniziare con una classica frase che uso, sia quando parlo col conduttore, inquilino, sia quando parlo col proprietario. In linea di massima, non è sempre così, la spesa relativa al consumo è relativa a chi consuma, quindi a chi conduce, quindi all'inquilino. A chi abita in quel momento. Esatto, questo è un grande distinguo. Poi bisogna scendere nei vari particolari perché esistono dei contratti di locazione in cui anche con delle differenze legate alle varie città o regioni ci sono delle spese che vengono addebitate a ragione in fase contrattuale. Poi, e qui l'avvocato può supportare meglio di me, purtroppo esistono ancora dei contratti, non voglio dire capestro, ma che in mezzo alle righe mettono quelle paroline che poi mettono in crisi l'amministratore perché c'è un contratto, lo deve fare, lo deve applicare, ma in realtà non sarebbe proprio nei crismi della legalità. Ed è per questo che spesso noi amministratori chiediamo consiglio o suggeriamo sia all'inquilino che al proprietario di rivolgersi ad esempio proprio al Luppi, il quale supporta dal punto di vista legale proprio queste fasi iniziali contrattuali. Posso passarle la parola? Facciamo intervenire allora l'avvocato Silvio Barbiero. Certo, come no. Allora, ricollego a quello che ha detto Vito Di Benedetto, e cioè l'utilizzo di un appartamento, parliamo di un appartamento, però è applicabile anche ai locali commerciali dati in affitto. Per quanto riguarda le spese condominiali, le spese che si riferiscono all'uso e all'utilizzo di quell'immobile, quindi le spese ordinarie, devono essere pagate sempre e comunque dal nostro inquilino, dal nostro conduttore. Tutte le altre spese, in linea di massima quelle straordinarie, devono essere versate dal proprietario. Vi sono delle precise norme di legge che stabiliscono questo. Vi è l'articolo 9, ad esempio, della vecchissima legge 392 del 78, che è la cosiddetta legge dell'equo canone, che si applica ancora adesso ai contratti di locazione. Questo articolo 9 stabilisce che
salvo patto contrario, quindi all'interno del contratto di locazione deve essere scritto proprio quali spese sono attribuite al nostro inquilino, le spese che riguardano l'ordinarietà, le spese che riguardano lo spurgo dei pozzi neri, le spese che riguardano il riscaldamento, il raffrescamento e l'uso dell'immobile sono a carico del conduttore. Ci sono delle particolarità riguardo ad esempio le spese di portineria, il servizio di portineria, che salvo patto contrario anche in questo caso, ma normalmente nel contratto di locazione tutte queste cose ci sono scritte, le spese di portineria sono a carico dell'inquilino al 90% e al 10% per quanto riguarda il proprietario. Ci sono altre considerazioni da fare e mi fa piacere che qui in trasmissione siamo in territorio ANACI, e cioè che l'amministratore del condominio, nonostante quello che ci sia scritto su qualunque contratto di locazione, per cui magari c'è scritto il conduttore, cioè l'inquilino, deve pagare le spese di condominio direttamente all'amministratore secondo le scadenze stabilite dal bilancio approvato dalle assemblee, l'amministratore di condominio, stavo dicendo, giuridicamente non ha alcun tipo di rapporto giuridico con se io sono proprietario condomino, con il mio inquilino. Perché oggi può esserci l'inquilino X, fra 3 mesi l'inquilino Y e fra altri 6 mesi l'inquilino Z. Quindi l'amministratore del condominio amministra la proprietà, l'amministratore, che dopo l'amministratore, per fare un piacere al suo cliente condomino proprietario, suddivida le spese tra la proprietà e l'inquilino, oppure dopo diverse magari telefonate o di mail riceva l'inquilino presso i suoi uffici spiegandogli: questa è la pezza giustificativa del gas, questa è l'Enel, questo è l'ascensore, questi sono gli estintori che abbiamo dovuto sistemare, eccetera. Questo è un altro paio di maniche, ma in teoria questo rapporto tra amministratore esula dall'obbligo dell'amministratore di avere un rapporto con l'inquilino, perché l'amministratore giuridicamente deve avere solo un rapporto con il suo proprietario, cioè con il condomino. Tant'è vero che se l'inquilino non paga le spese condominiali, l'amministratore può solo stare a guardare. Chi deve e può agire in giudizio è solo il proprietario. Questo è il discorso. Non abbiamo pagato l'avvocato, ha difeso la categoria in modo perfetto. Ha parlato in termini di legge, penso non potesse dire una cosa per un'altra, ha detto la situazione esattamente per come essa è. Allora, però è quello che effettivamente molto spesso ci capita, ed è molto difficile a volte far capire all'inquilino che quella è la procedura che noi possiamo adottare. Quindi un conto è la figura del professionista, un conto è l'uomo che capisce la situazione, magari si impegna per cercare di dare evitare qualche situazione che corre il rischio di scivolare sulla buccia di banana. Assolutamente, faccio intervenire anche Lino Bertin sull'argomento. Voleva aggiungere qualcosa? La vedevo annuire prima mentre ovviamente parlavano i miei ospiti in studio. No, la presentazione è perfetta, quindi non è che ci sia molto da aggiungere, c'è solo da dire che nel caso in cui l'inquilino non versi regolarmente le rate, è chiaro che l'amministratore può anche sollecitare, ma chi deve comunque rispondere è il proprietario. Quindi l'eventuale necessità di chiedere ufficialmente, diciamo, la spesa è chiaro che deve essere fatta soltanto al proprietario. Spesso il proprietario dice: ma io cosa c'entro? Sei tu che sei responsabile appunto di tutte le spese, quindi anche se l'amministratore fa appunto il piacere di dividere le spese, però se l'inquilino non dovesse pagare è chiaro che è il proprietario che deve coprirle. Questo è essenziale che venga precisato. Certo, sì, però poi il proprietario può rivalersi. Certo, e quanto tempo c'è? Perché c'era una prescrizione di 2 anni, poi è passata a 5. E dopo è passata a 5 anni, sì. C'è una prescrizione, a suo tempo era una prescrizione di 2 anni, dopodiché non mi ricordo con quale decreto stralcialeggi o cose di questo genere, del vecchio, non perché vecchio, comunque lo è abbastanza, ministro Calderoli, si parla di
15 anni fa, 20 anni fa forse, ecco, la legge che prescriveva che stabiliva questa prescrizione biennale del diritto di credito del proprietario nei confronti del conduttore per gli oneri condominiali non pagati è passata da 2 anni a 5 anni, è ritornata a 5 anni. Quindi il proprietario avrebbe in teoria 5 anni di tempo per chiedere o per vantare giudizialmente il suo diritto di credito. Mi scuso se parlo in modo un po' tecnico, però sono cose che o si dicono così o è difficile spiegarle in modo... No, è abbastanza chiaro, ecco. Comunque insomma si parla di spese condominiali. Altra cosa fondamentale e della quale parlavo prima con Vito Di Benedetto. È proprio quella che ha detto prima il nostro amico Bertin, e cioè soprattutto in questo periodo, ormai da 7-8 mesi, con l'aumento stratosferico delle utenze, del gas, dell'Enel, delle spese condominiali, non in quanto l'amministratore aumenta le spese condominiali, ma viva Dio, le vediamo tutti le bollette che ci arrivavano fino a ottobre-novembre e le bollette dell'energia elettrica che stanno arrivando adesso, quindi l'ascensore, la luce scale, il gas del riscaldamento condominiale, la corrente e l'Enel, se vi è anche l'impianto adesso lo vedremo, l'impianto di raffrescamento, quindi il di condizionamento condominiale. Tutti questi oneri che riguardano l'uso e l'utilizzo dell'immobile sono a carico dell'inquilino. E purtroppo devo dire che ne vedremo delle belle, per non dire che ne vedremo delle brutte, perché ci sono aumenti che rasentano il 150 al 200% di quello che si pagava fino all'anno scorso. E quando si tratta di servizi condominiali, cioè erogati dal condominio, come diceva prima il nostro amico Bertin, il responsabile del pagamento di questi oneri nei confronti del condominio è il proprietario. Assolutamente. Abbiamo la telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, chiamo da Padova, zona brusegana. Prego. Sento un ritorno in voce. Provi intanto a formulare la domanda, magari togliendo il telefono, poi riprende quando risponde l'ospite. Prego. Intanto a lei, buonasera ai suoi ospiti. Grazie. Volevo chiedere un problema che abbiamo, tra l'altro il nostro amministratore è anche un associato a NACI, quindi volevo chiedere che problemi mi trovo quando andremo a fare la riunione condominiale quest'anno. Chiedere, perché l'anno scorso avevo chiesto un report per morosità, perché abbiamo un debito di oltre 20.000 euro e quindi avevo chiesto un report per capire l'amministratore cosa ha fatto per cercare di recuperare le somme degli altri condomini, e poi volevo chiedervi se nella riunione non do l'adesione che l'amministratore possa continuare a servire questo condominio, appunto perché secondo me non rispetta il suo comportamento, diciamo, per tenere questo condominio in attivo, ecco. Ecco, allora mi sembra di aver capito. Quante palazzine siete? Non che sia, ma quanti appartamenti siete? Siamo in 16 appartamenti. Fra l'altro l'ultima riunione l'anno scorso che abbiamo fatto eravamo addirittura che non si presentano, la gente non si presenta neanche più. Eravamo in 5 e abbiamo dovuto raccattare una firma di delega per rendere valido l'assemblea, perché sennò certo. Assolutamente. E quindi noi, qualcuno di noi ha versato dei soldi in più per cercare di tenere in piedi, non so, l'assicurazione che poi comunque non c'è, eccetera. E quindi insomma, volevo appunto chiedere che problemi che mi trovo se io nella prossima riunione non do l'adesione che l'amministratore continui a servire questo condominio.
Ok, chi faccio rispondere? Vai Vito. Nessun problema. Grazie, troppo gentile. Grazie a lei. Comunque sembra aver capito. Palazzina di 16 appartamenti, 20.000 euro di debiti per spese non pagate e l'amministratore che fa evidentemente fatica a colmare questo vuoto e si fa fatica a mantenere in attivo questo condominio. Rispondo intanto all'ultima domanda. Cosa capita se il signore non dà conferma al suo amministratore? Non capita nulla, è un suo diritto e l'amministratore rimarrà o meno in carica in base a quelle che sono le quote millesimali e le presenze che lo votano o che lo sfiduciano. Quindi libertà assoluta. Con l'occasione di questa domanda vado a precisare qualcosa in più, cioè quello che è la legge che obbliga l'amministratore a fare determinate cose e quello che il buonsenso aiuta l'amministratore a cercare di gestire il meglio. Vado a spiegarmi. Entro 180 giorni c'è una legge del 2012, la 220, che obbliga l'amministratore a procedere a decreto ingiuntivo entro 180 giorni per il recupero di quello che è il debito maturato dall'inquilino o dal proprietario, perché è indistinto il discorso, l'abbiamo detto prima. Va però detto che se io sono a conoscenza che quell'unità non è in grado di saldare i soldi e sta però prendendo un accordo con noi, magari sottoscritto con i dovuti crismi eccetera, e sta versando regolarmente anche un po' alla volta, io mi muovo preferibilmente verso questo settore perché è inutile andare a fare un aumento di spese legali, chiedere un decreto, quando devo distinguere il decreto tra immobiliare e immobiliare, cioè immobili all'interno dell'appartamento piuttosto dell'autoveicolo o di altri beni in possesso di questa persona, il quinto dello stipendio, la fattura del professionista da saldare, cioè un insieme di cose con un costo relativo rispetto a quello che invece è il costo molto superiore per la messa all'asta dell'appartamento, ammesso che la cifra venga accettata dal giudice per mettere all'asta l'appartamento, che poi rimane in carico a me, condominio, e che poi devo riuscire a venderlo. Quindi c'è tutto un insieme di valutazioni che vanno fatte. Se questa persona è in difficoltà e si impegna e versa regolarmente, seguo preferibilmente questa strada. Diverso è quello che ho appena detto, cioè fai il furbo, sei in grado o non sei in grado di pagare, ti comporti male, eccetera, 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 allora procedo per quelle che sono le azioni che la legge mi consente di perseguire. Insomma, bisogna distinguere tra l'inquilino tra la legge moroso, e il buonsenso, però che si è disposto magari dilazionando a rientrare di quello che non ha pagato, piuttosto di quello che invece dice no, io non pago nulla e quindi bisogna mettere in atto tutta un'azione legale che però ha dei costi, come diceva lei. Diciamo che di questo però l'amministratore comunque deve rendere merito durante l'assemblea o, se questo accade durante l'arco dell'anno, perlomeno informare i condomini con una missiva, una lettera, qualcosa. Assolutamente. Sì, certo. Prego, ancora in linea. Sì, no niente, l'anno scorso appunto alla riunione che abbiamo fatto avevo chiesto appunto all'amministratore che dia i documenti per capire perché si è arrivati a questo punto. Mi aveva promesso che dopo un mese si rifaceva l'assemblea e mi dava, naturalmente non l'ha fatto. Ho mandato dei PEC per chiedere che deve ottenere il quanto che aveva promesso, e a tuttora abbiamo mandato 2 o 3 PEC e naturalmente non si è fatto vivo e non ha detto niente e continua a fare finta di niente, insomma, ecco, questa è la situazione.
Quindi anche un socio Naci diceva all'inizio della telefonata, mi sembra, sì. questo amministratore. Bisognerebbe capire un attimino perché il collega non si sta facendo vivo, perlomeno un colpo di telefono, una risposta alla PEC, un qualcosa che vada a giustificare, onestamente avrebbe dovuto farla. Va detto a parziale scuse che il periodo che stiamo vivendo, vuoi per il Covid, vuoi per le pratiche del 110, eccetera, eccetera, stanno impegnando molto, esatto, stanno impegnando molto gli uffici. È vero che se è passato un anno è un po' tanto, bisogna ammetterlo. Provi a fargli un colpetto di telefono, magari con la telefonata invece con la PEC si riesce ad avere un colloquio un attimo diverso. A volte si risolve magari più il problema con un colloquio di qualche minuto al telefono, anche confidenziale, piuttosto che passare per le vie ufficiali che poi si accumulano magari in mezzo ad altre pratiche che uno deve svolgere quotidianamente. La ringrazio per la telefonata, sono arrivate ovviamente anche domande via mail, anche particolari, tipo di situazioni particolari, quindi magari la prima la pongo a lei, avvocato, dopo posso anche far intervenire nuovamente Lino Bertin. Allora, la pompa dell'autoclave si è rotta, il proprietario vuole che la paghiamo noi, è giusto? Dipende per quale motivo si è rotta. Se si è rotta per mancanza di manutenzione ordinaria, la spesa è a carico dell'inquilino, ma se si è rotta perché come una caldaia o altro, la spesa è a carico della proprietà. Della proprietà, ok, sì, è un po' anche per tutto, adesso qui c'è l'esempio della pompa dell'autoclave, però penso possiamo anche alla riferirci caldaia, alla caldaia. No? Bravo, infatti è venuto in mente anche a me la caldaia centrale termica individuale, perché non parlo non quella centralizzata, ma la centrale termica dell'appartamento dato in affitto deve essere manutenuta e ogni anno, ogni 2 anni fatte fare tutte le verifiche, le analisi fumi, controllo fumi, eccetera, eccetera, da chi usa. Dall'inquilino. Esattamente, con la compilazione del libretto caldaia, eccetera, eccetera, eccetera. Però se questo non viene fatto, quindi per qualche motivo legato alla circolazione dell'acqua, all'eccessivo calcare, alla mancata pulizia o altro, e la caldaia si rompe, quindi si rompe per carente manutenzione ordinaria, la spesa è a carico di chi non ha compiuto, dovendola fare, la manutenzione ordinaria, cioè l'inquilino. Se invece la caldaia viene manutenuta nei dovuti modi, viene fatto l'analisi e il controllo fumi ogni anno, ogni 2 anni o come prescritto per legge, compilato il libretto caldaia e improvvisamente la caldaia non funziona più, salta la scheda elettronica, quella che capita sempre in questo, è un po' il classico, e capita sempre il venerdì sera d'inverno quando piove e fa freddo. Oppure ecco, il 15 agosto. Esatto, no, il 29 dicembre, diciamo, perché ad agosto fa caldo, per fortuna. La spesa è a carico del proprietario, questo è evidente. E qui mi aggancio io come amministratore. Prego. Mi aggancio nel senso che basterebbe veramente poco a volte. Abbiamo nominato quella che è la centrale termica condominiale, un'unica caldaia sottoposta a verifiche, a responsabilità civili e penali dell'amministratore o del cosiddetto terzo responsabile, ma comunque l'amministratore c'è sempre in mezzo. Stiamo parlando di una possibile bomba. Ma quando io ho 20 appartamenti, ho 20 possibili bombe su cui nulla posso fare. Bombette, ma sono sempre grossette alla fine. E noi non abbiamo nessun diritto, perché anch'io volessi leggere il libretto, vedere se tu hai fatto regolare manutenzione, eccetera, 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 non ho diritto perché entro nella proprietà privata. E se questo ha fatto installare la caldaia, perché purtroppo succede, dall'amico che l'ha procurata in qualche modo e non viene dichiarata, non viene attivata e non risulta, o è talmente sfortunato che qualcuno gli suona il campanello e va a fare la verifica, o quella caldaia non sarà mai manutenuta. E quindi aiuto.
E quindi aiuto perché è un potenziale pericolo per tutto il condominio. Ogni tanto le scopriamo, esatto. purtroppo. Allora, vengo da lei, Lino Bertin, perché sempre quello della pompa dell'autoclave scrive anche che lo stesso proprietario vuole farci pagare anche le letture dei consumi acqua, è giusto?